vista. Quindi siamo Una tipica casetta orgogliosi. colorata situata nel piccolo centro abitato dell'isola di Linosa, con ancora antichi pavimenti in maiolica dipinti a mano e lo spazio espositivo scelto dall'artista linosano Daniele Alletto, ritrattista e fotografo 27enne, per esporre il suo ciclo pittorico Matrimonio al 35° parallelo. Si tratta di una mostra composta da una ventina di opere olio su tela che raccontano la tradizione del matrimonio sull'isola delle Pelagie, un rito che si ripete ormai sempre più di rado a causa dello spopolamento dell'isola. È proprio un incontro raffinato tra istrionismo, artisticità e legame con dei territori di forte magnetismo che rievocano emozioni e suggestioni tipiche del nobile animo di un artista. Una pittura fugace, scrive la curatrice Maria Rosso nella presentazione in catalogo, fatta di tocchi e di colori accostati per consonanze dove il pennello danza leggero a riproporre un evento, quello del matrimonio sull'isola di Linosa, che si ripete nelle sue tradizioni radicate nel tempo. Il vernissage si è svolto ieri sera nel sito della mostra in via Alfieri 35. La mostra artistica, che gode del patrocinio del comune di Lampedusa e Linosa, è stata inaugurata dal presidente provinciale della Confcommercio Calogero Bellavia e rimarrà aperta al pubblico sino al prossimo 24 agosto.